Presentato ieri presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento il protocollo d'intesa tra l'Ordine stesso e la SIE, IALE, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, rappresentata dal Presidente nazionale Professor Emilio Padoa-Schioppa, diversi rappresentanti del settore intervenuti anche in videoconferenza, presentate anche le nuove iniziative promosse dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento per il rilancio della professione e la sua sinergia con il territorio. Oggi è giornata storica per gli ordini professionali con l'Ordine di Agrigento della provincia di Agrigento capofila, ma tutti gli ordini professionali della rete delle professioni tecniche hanno aderito e patrocinato questo evento che fa, come dire, da aprifila per continuare il coinvolgimento degli enti territoriali, quindi comune, province e tutti gli stakeholders che si cimentano nella redazione di progetti nell'ambito del PNRR. Oggi è diventato fondamentale conoscere quali sono, diciamo, gli elaborati minimi cogenti che bisogna conoscere e approfondire. Faccio un esempio: è importantissimo parlare di relazione di compatibilità ambientale, all'interno della quale il progettista si misura anche con una importante asseverazione al principio di NSH, che sarebbe l'acronimo di Do Not Significant Harm, quindi non arrecare danni al sistema, all'ambiente, quindi preservare le risorse idriche, l'aria, gli ecosistemi, tutto questo nell'ottica di salvaguardare il nostro territorio e il nostro pianeta, per dirla in maniera più completa, alle future generazioni. Quindi oggi rendiamo un servizio importantissimo per la collettività. Mi fermo perché voglio subito dare la parola al professore Emilio Padoa-Schioppa, che è proprio il presidente di SIEP, la società italiana per l'ecologia e per il paesaggio, che è leader in questo senso nel promuovere questi temi di ricerca e di approfondimento nel rispetto della salvaguardia del paesaggio e degli ecosistemi, con il quale abbiamo, diciamo, intrapreso una collaborazione che siamo sicuri porterà frutti importantissimi sia per i professionisti, sia per la collettività, sia ovviamente per gli enti territoriali, su che possono contare sul nostro aiuto e collaborazione. È importante per il vostro ordine, ma in generale per tutta la nostra città e il territorio, la nomina di Agrigento Capitale 2025. Sì, proprio direi che nel fare squadra che Agrigento ha ottenuto questo grande risultato. Ci complimentiamo con il sindaco, la giunta, tutti i progettisti che hanno collaborato, ma anche tutti gli stakeholders che hanno creduto, compreso l'Ordine Agrigento, che a maggio dell'anno scorso ha sottoscritto l'avallo al progetto, ha collaborato, ha dato idee e ha tifato perché Agrigento avesse questa grande opportunità di sviluppo. Ma non è solo Agrigento, è tutto il territorio, a partire da Lampedusa alla Scala dei Turchi. Sono tutti luoghi che sono stati inseriti nel contesto e che il giorno in cui abbiamo lanciato il progetto eravamo al Collegio dei Filippini, c'era una sala stracolma e c'erano dai club service ai ordini professionali, agli stakeholders tutti a tifare per Agrigento, e questa è un'occasione che la nostra provincia non può lasciarsi scappare. Allora, per SIEP la firma di questo protocollo è un punto di partenza importante perché prosegue un lavoro che abbiamo fatto da anni di dialogo con le realtà territoriali. Noi siamo una società scientifico-professionale relativamente piccola ma nazionale, quindi abbiamo a volte uno sguardo nazionale, ma poi i progetti e le cose si fanno sul territorio. Quindi dialogare con tutte le realtà che sono coinvolte nella fase di progettazione per noi è importante. L'ecologia del paesaggio ha un po' l'ambizione di inserire i singoli progetti nel loro contesto e quindi dargliene un significato totale, capire, quindi valutare creano danni, se creano benefici, quali, come e quanto, in un contesto più ampio. Noi cercheremo di indagare il problema dell'attuazione dei fondi PNRR, la loro effettiva attuabilità rispetto alle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche in particolare, registrando le esperienze, le domande, le ansie, le paure dei progettisti, delle autorità, degli enti territoriali, anche delle esperienze dei colleghi. Un lavoro sicuramente impegnativo, considerando anche il nostro territorio. Io penso che questo sia un punto di inizio. Stiamo cercando di sollecitare tutti gli ordini, basandoci per adesso sulla disponibilità dell'Ordine degli Ingegneri,
ma puntiamo noi a un approccio olistico al territorio perché il paesaggio lo richiede e siamo fiduciosi in questo. Beh, credo che sia molto importante perché l'ingegneria naturalistica è la necessaria visione per attuare i progetti del PNRR che devono necessariamente connettersi con i temi dell'ambiente, con i temi della sostenibilità. E quindi si parla tanto per esempio di nature-based solution. Nature-based solution non sono altro che le nostre tecniche di ingegneria naturalistica che si adattano fondamentalmente alle tecniche ma anche all'ambiente, alla natura e soprattutto alle tradizioni. Per cui faccio un esempio per noi siciliani, per il territorio di Agrigento per esempio, la pietra a secco, le murature a secco sono nature-based solution, sono una tecnica di ingegneria naturalistica che viene dal passato. Non a caso, per esempio, le murature a secco sono un patrimonio immateriale dell'UNESCO, a prescindere da dove vengono realizzate, perché sono diverse quelle del Ragusano, che caratterizzano particolarmente il territorio, come qua dell'Agrigentino, o anche in Scozia o anche da qualunque parte.